Tante le differenze tra l'isola e il resto d'Italia, chiarita la vicenda delle mascherine, non sono obbligatorie all'aperto. Tra le attività che hanno riaperto le porte dopo il lockdown, bar e parrucchieri, vi mostriamo come si lavora adesso. La Sicilia è tra le regioni a basso rischio di contagio per il coronavirus. Si riaccende la campagna elettorale in vista delle amministrative al comune di Agrigento. L'UDC conferma il suo appoggio a Marco Zambuto. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sarà una fase 2 alla siciliana con tante differenze fra l'isola e il resto del paese. C'è il servizio. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, detta una linea autonoma su 8 punti, dal rinvio per lidi e musei all'anticipo per le palestre che da ieri in Sicilia e solo in Sicilia tornano ad essere autorizzate. Ma l'attenzione di tutti è calamitata sulla vicenda mascherine, tanto da spingere ieri in serata la Regione a precisare la propria linea. Il dibattito per tutto il giorno si è focalizzato sull'ordinanza non chiarissima che impone l'utilizzo dei dispositivi di protezione nei luoghi pubblici, dunque sulla carta anche strada. E in mattinata Musumeci, sulla 7, aveva minacciato sanzioni. In serata a fare chiarezza ci pensa però una nota dell'assessore alla salute. Qualora un cittadino si trovasse per strada da solo, si legge, o comunque ben distanziato da altri soggetti, l'uso del dispositivo di protezione non è obbligatorio, ma resta l'obbligo di averlo sempre con sé. Questa norma, scandiscono dall'entourage di Musumeci, ricalca quelle di altre regioni. Diversa dal resto d'Italia invece la disciplina su lidi e musei, per i quali si rinvia tutto. Per gli stabilimenti balneari il via libera arriverà dopo un incontro con i gestori, con i quali verrà concordato il giorno di avvio della stagione, mentre per i musei slitta tutto a lunedì prossimo. Possono già ripartire invece i parchi archeologici, anche se la maggior parte riaccenderà i motori a metà settimana. Le palestre, che nel resto del paese dovranno restare chiuse ancora per una settimana, al di qua dello stretto possono invece riaprire. Le piscine riapriranno lunedì. Fra gli anticipi, anche se non immediati, ci sono inoltre quelli concessi agli spettacoli. Il decreto Conte prevede infatti che tutto il settore rimanga in stand-by fino al 15 giugno, mentre la Sicilia anticipa la ripartenza all'8 giugno. E l'8 giugno, inoltre, dovrebbe arrivare anche il via libera alle discoteche. Musumeci mantiene invece una linea più restrittiva del resto del paese sulle domeniche e giorni festivi. Rimane il divieto di aprire negozi di qualsiasi genere, fatta eccezione per farmacie, edicole, bar, ristorazione e fiorai. In compenso c'è la possibilità di rimanere aperti più a lungo. Si può derogare sia all'obbligo di chiudere un giorno alla settimana, sia a quello di rispettare gli orari di categoria, con l'unico vincolo di abbassare la saracinesca entro le 23:30. Per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni, in tutta Italia restano vietati, tranne che per lavoro, per salute o per tornare a casa, fino al 3 giugno. Oggi è il secondo giorno di apertura per alcune attività commerciali dopo il lockdown. Il nostro direttore Arturo Cantella è andato dal parrucchiere e in un bar. Vediamo. Ci troviamo presso il Brassaieva con il titolare, ecco, si riprende l'attività, è già il secondo giorno, facciamo già un bilancio di questi 2 giorni. Come avete provveduto a sistemare il locale per motivi di sicurezza, di igiene e sanificazione? Abbiamo provveduto a sistemare il locale seguendo le norme disciplinate sia a livello nazionale che dal Presidente Musumeci. E niente, si sta partendo, piano piano la gente inizia a venire al bar, stiamo provando a ritornare a una vita normale. La sanificazione del locale l'abbiamo già effettuata, la effettuiamo giornalmente e poi tutti i parametri dettati dall'ASP regionale. E le persone devono entrare con la mascherina, sempre con un ingresso sezionato piano piano e si prova ad andare avanti. C'è sempre la gente in attesa, fuori, in fila, che aspetta? Ecco. Sì, c'è sempre la gente che aspetta fuori, ormai è entrato pure nella mentalità, nella forma mentis di noi italiani, entrare e fare la fila un po' ovunque. È ottimista? Sì, io sempre ottimista e quindi spero che vada tutto bene. Piano piano riprenderemo la vita regolare e normale. Finalmente iniziamo con la ditta Saeva. Io sono un affezionatissimo alla pasticceria Saeva, si riprende piano piano, speriamo che vada tutto bene.
siamo da uno dei parrucchieri più famosi di Agrigento, Totovella. Allora si riprende l'attività, abbiamo visto tanti clienti, si è proceduto alla sanificazione, ecco, com'è andata? Ti è mancato il lavoro, insomma, ora che si è ripreso? Adesso che siamo rientrati pienamente, facciamo finta di dimenticare, ma bisogna dimenticare. Ieri abbiamo lavorato intensamente, osservando tutte le regole che ci sono state imposte, ma è giusto che così sia, per dare sicurezza, per avere sicurezza a noi, ma dare sicurezza anche alla cliente. Siamo tornati a coccolare le clienti, a farli sentire al proprio agio, a farli sentire in un ambiente sicuro, sanificato, pulito, con le dovute distanze, eccetera, eccetera. La resa dei conti si vedrà più in là. In questo momento bisogna solo pensare a lavorare e lavorare bene, a dare un servizio eccezionale, eccellente. Noi per fortuna abbiamo un negozio grande, abbiamo anche una disposizione che ci è congeniale e abbiamo fatto 7 cabine comode, proprio indipendenti. All'interno della cabina la cliente rimane là, si sposta solo per il lavaggio e ritorna là per l'asciugatura. Siamo noi a muoverci. L'ambiente è diventato unico nel senso che non è più diviso a settori, perché prima c'era il tecnico, lo stilistico e il taglio, adesso ci muoviamo noi operatori, quindi manteniamo un certo ordine. Qui all'interno della cabina la cliente ha tanto spazio, abbiamo oltre 2 metri, quindi questo di qua ci gratifica, ci fa stare bene e facciamo stare bene gli altri. Tantissimo, contentissimo. È dalla chiusura, 2 mesi, e quindi appena ho potuto sono venuta perché ci tenevo tanto. Totò è un mio amico, vengo da tanti anni e quindi mi trovo sempre benissimo. Anche l'ambiente, sanificare in continuazione, è stato veramente bello. Purtroppo da circa 3 mesi, diciamo. Io che avevo sempre l'appuntamento tutti i sabati mattina, o pomeriggio o mattina. Vengo da fuori, da un'altra provincia, vengo dalla provincia di Caltanissetta. Vengo sia per la professionalità, sia per l'amore, diciamo, il modo così come loro si presentano. E questo è molto importante, diciamo. Da Caltanissetta, forse via da Agrigento, da Vella? Io vengo, sì, dalla provincia di Caltanissetta, da Mussomeli, di preciso. Si trova bene? Mi trovo benissimo, certo, ma ormai da anni, proprio anni e anni. Le è mancata? Mi è mancato tantissimo, per questo le dicevo, dovevamo fare prima e dopo, come eravamo all'entrata e come siamo all'uscita, meglio dopo. Report del Ministero sul coronavirus. La Sicilia è tra le regioni a basso rischio. Carmelo Lentini. La Sicilia è tra le regioni con una bassa probabilità di aumento di trasmissione e un basso impatto sui servizi assistenziali e presenta un'incidenza settimanale bassa. Lo riferisce il Ministero concernente il comportamento e la diffusione in questa fase di post-lockdown, in particolare ciò che è stato monitorato attraverso 21 indicatori, evidenziando la capacità di reazione alla riapertura, con il valore RT sotto osservazione. Quindi in Sicilia si registra un'incidenza settimanale di casi bassa, un trend in discesa e l'indice di contagio è pari allo 0,54. L'indice RT calcola il numero medio di infezioni secondarie prodotto da un singolo infetto in relazione al contesto epidemiologico, diverso dallo R0, che invece non tiene conto del contesto ma considera teoricamente tutta la popolazione suscettibile. Il report verrà fornito settimanalmente dal Ministero, che attraverso i dati fatti pervenire dalle singole regioni deciderà il da farsi su ciò che è stato permesso e sulle riaperture o chiusure delle stesse. Come annunciato dallo stesso Premier Giuseppe Conte, nella conferenza di sabato sera il governo potrà decidere di chiudere e circoscrivere determinate zone qualora la curva dei contagi dovesse risalire a dismisura. Questo richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione, quale l'igiene individuale e il distanziamento fisico. Attualmente le 3 osservate speciali
con rischio moderate sono Molise, Umbria e Lombardia, dove la situazione rimane in evoluzione fluida per la presenza di focolai di trasmissione da monitorare con attenzione. Proprio in Lombardia in questi ultimi giorni l'indice di contagio è calato e ciò fa ben sperare. Infatti si assiste ad una riduzione di segnale di sovraccarico dei servizi sanitari, ma rimane elevato il numero di nuovi casi segnalati ogni settimana, seppur in diminuzione. Sono stati 351 i tamponi effettuati dall'ASP di Agrigento nella giornata di ieri, secondo l'ultimo bollettino pervenutoci. Nessun nuovo contagio fortunatamente è stato riscontrato. Restano sempre 125 i contagi nella nostra provincia. I soggetti guariti vanno a 96, 2 in più rispetto all'ultima rilevazione fatta. Scendono a 5 quelli ricoverati negli ospedali siciliani di Caltanissetta, Palermo e Partinico e vanno a 10 quelli posti in quarantena. Aumentano di una unità le persone guarite a Palma di Montechiaro, portandosi a 8, mentre a Realmonte risulta un nuovo caso di guarigione. Fermi sempre a 13 soggetti deceduti in provincia. In Sicilia i tamponi eseguiti sono stati 1433 e solo 7 risultano positivi, mentre i contagiati scendono a 3395, meno 7. I ricoveri vanno a 150, meno 8, in terapia intensiva 13 stabili. In isolamento domiciliare più 23, si portano a 1589, in aumento i decessi fermi sempre per fortuna a 267. I dati diffusi nelle province danno in aumento di contagio la provincia di Siracusa che sale a 33, mentre Palermo registra 6 nuovi casi e si porta a 366. Le altre province come Trapani sono stabili, pure Caltanissetta a 50 casi, Messina a 299, Ragusa ferma a 29. Mentre Agrigento è in calo di 5 unità e si porta a 44 casi, Enna di 16 e si porta a 67, Catania meno 4 e va a 634. Intanto anche la Protezione Civile regionale invia i suoi report relativi ai dispositivi e ai materiali distribuiti presso le unità pubbliche, forze armate, uffici, sindacati. Le mascherine chirurgiche distribuite sono stati 7.767.000, le mascherine FFP2 e P3N95 1.165.000, guanti 3.800.000, occhiali e visiere 52.981, le apparecchiature sanitarie 60.369, i tamponi e i kit diagnostici 373.400, l'abbigliamento sanitario 1.331.570. I dati si riferiscono dal 1 marzo al 17 maggio. 11 misure cautelari, arresti domiciliari e obbligo di dimora sono stati notificati fra Ribera e Sciacca. L'inchiesta è incentrata su un presunto vasto giro di sostanze stupefacenti proprio in quell'area. La procura ha chiesto le misure e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca ha firmato i provvedimenti. Quella che sarebbe stata smantellata è una sorta di centrale di spaccio che era stata messa su a Ribera e che attraverso più canali riforniva di stupefacenti tutto il circondario. L'operazione antidroga non è passata inosservata, ne avrebbe potuto, visto che le pattuglie dei carabinieri hanno agito a sirene accese, in volo c'era perfino un elicottero dell'Arma. Suono di sirene d'elicottero che hanno subito catturato l'attenzione di tutti coloro che vivono proprio in quella porzione della provincia. Le misure cautelari sarebbero state già tutte eseguite. Operazione affari sporchi, la finanza ferma associazione a delinquere che riciclava denaro fra Palermo e Messina. 6 arresti a capo della banda, un ex impiegato di banca. C'è il servizio. È stata battezzata Affari Sporchi l'operazione portata a termine nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza che ha sgominato un'associazione a delinquere dedita al riciclaggio di denaro attiva tra Messina, Brolo e Palermo. 6 le misure cautelari, di cui 2 arresti domiciliari, 2 divieti di dimora nei comuni di Brolo e di Palermo e beni per circa 800.000 euro sequestrati. Secondo gli investigatori, gli indagati, tutti residenti in Sicilia, facevano parte di un'associazione per delinquere prioritariamente dedita al riciclaggio e all'autoriciclaggio di capitali, nonché alla truffa, all'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria e creditizia, al reimpiego di provenienti illeciti, sino all'intestazione fittizia di beni, attiva nelle province di Messina e di Palermo, capeggiata da un soggetto di Brolo, ex dipendente di una filiale messinese di un noto istituto bancario, quest'ultimo da considerarsi parte lesa.
L'operazione, frutto di complesse ed articolate indagini svolte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Capodorlando e dirette dal sostituto procuratore della Repubblica di Patti, Andrea Apollonio, è stata eseguita in virtù del provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Patti, dottor Andrea La Spada, su richiesta della Procura della Repubblica Pattese, diretta dal procuratore capo Angelo Cavallo. Nel dettaglio, gli accertamenti eseguiti hanno consentito di smascherare una strutturata organizzazione che, attraverso un sofisticato meccanismo fraudolento, ha raccolto ingenti somme da ignari clienti per oltre 2 milioni di euro per poi riciclarli, sfruttando una serie di società operanti nel settore della mediazione creditizia ed altre società cosiddette cartier, serventi solo, secondo l'accusa, all'emissione di false fatturazioni necessarie per la ripulitura delle illecite provviste truffate. Il promotore dell'associazione a delinquere, secondo gli investigatori, durante la sua precedente attività di promotore finanziario sarebbe riuscito a carpire la fiducia di ben 18 clienti, ponendo in essere ai loro danni molteplici truffe che gli permetteva di conseguire il capitale illecito. Da qui l'idea di costituire una serie di società a Brolo e a Palermo e di avvalersi di stretti collaboratori per perseguire il proprio fine criminale, dissimulando il reimpiego delle illecite provviste per renderne complessa la ricostruzione dell'origine. Poco tempo dopo, tuttavia, i primi clienti si avvedevano dei notevoli ammanchi dai loro conti correnti e dell'assenza di qualsivoglia operazione di investimento sui mercati, presentando le prime denunce. Le rimostranze avanzate facevano scattare un accertamento interno condotto dallo stesso istituto bancario che si concludeva con la confessione del medesimo promotore accusato di aver dolosamente distratto somme ingenti appartenenti a numerosi facoltosi clienti. Il promotore finanziario infedele veniva licenziato dall'istituto di credito e a seguito delle indagini svolte dalla Consob successivamente radiato dal relativo albo di appartenenza. Secondo l'accusa però, tale provvedimento non gli avrebbe impedito di proseguire negli illeciti scopi. Le Fiamme Gialle di Capodorlando, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Patti, a valle di mirate perquisizioni e di complessi accertamenti documentali e bancari, nonché attività tipiche di polizia giudiziaria, sono riuscite a dimostrare come una serie di partecipi dell'associazione, tra cui 2 mediatori creditizi, al raggiungimento delle illecite finalità riciclatorie. Oltre alle misure cautelari personali per tutti i 6 membri dell'associazione dedita al riciclaggio di capitali, il GIP del Tribunale di Patti, dottor Andrea La Spada, con il medesimo provvedimento ha disposto altresì il sequestro preventivo per circa 800.000 euro sia nei confronti dei patrimoni personali degli indagati sia rispetto alle società della filiera criminale. Sono 28 le richieste di condanna avanzate dai sostituti procuratori della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, Pierangelo Padova e Claudio Camilleri, nell'ambito della maxi inchiesta condotta dalla DIA di Agrigento, guidata dal vicequestore Roberto Cilona, denominata Kerkent, che avrebbe disarticolato una vera e propria holding dello spaccio nella città dei Templi a servizio di Antonio Massimino, considerato il nuovo boss emergente di Cosa Nostra ad Agrigento. La richiesta di condanna più alta riguarda proprio Antonio Massimino. I PM hanno chiesto per lui 20 anni di carcere con rito abbreviato e 140.000 euro di multa. Il processo, che riguarda il troncone con rito abbreviato, si celebra davanti il GUP del Tribunale di Palermo Fabio Pilato. L'udienza riprenderà l'8 giugno per le arringhe difensive e la discussione della parte civile. Il collegio difensivo è composto fra gli altri dall'avvocato Totò Pennica. Si è consegnato spontaneamente alla polizia l'8º indagato dell'operazione Maiari, portata al termine nei giorni scorsi dalla polizia con l'esecuzione delle misure cautelari disposte dalla Procura di Patti. L'uomo, che si trovava all'estero, ha fatto rientro in Italia dopo essere stato avvisato dal suo legale del provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Secondo l'accusa, l'indagato faceva parte dell'organizzazione criminale smantellata nei giorni scorsi, in cui i vertici si spacciavano per maghi e cartomanti, convincendo le vittime a consegnare loro ingenti somme di denaro. Gli indagati sfruttavano momenti di fragilità e solitudine delle proprie vittime e carpivano la loro fiducia attraverso lunghe telefonate ad ogni ora del giorno e della notte. Fingendo solidarietà e comprensione, si arrogavano poteri sensitivi straordinari, paventando l'esistenza di gravi ed immediati pericoli, forti negatività. Amministrative si dovrebbe votare in autunno, esattamente tra l'11 ottobre e il 6 dicembre. Sono 61 i comuni chiamati alle urne in Sicilia, tra cui la città di Agrigento, e così la ripartenza segna anche la riapertura della campagna elettorale. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Si torna a parlare di politica dopo la pausa del Covid-19, anche in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno nei comuni agrigentini. Anche l'UDC, nella persona dei suoi vertici regionali, onorevole Decio Terrana, e quello comunale Salvatore Fanara, si sono rimessi in moto al fine di programmare le nuove attività dopo 2 mesi di stop. Stiamo lavorando per costruire una piattaforma politica che vede impegnati l'area cattolica, le associazioni e la società civile, perché ritengo che dopo il fallimento del populismo e anche ahimè, il sovranismo, i cittadini italiani hanno bisogno di un contenitore vero, un contenitore di centro, un contenitore che rappresenti le esigenze dell'uomo, che metta a centro l'uomo, i suoi bisogni, il lavoro, i lavoratori, temi che oggi sono lontani dalla politica perché la politica stessa la vediamo in crisi, non c'è una politica che sa affrontare i problemi, c'è una politica che vive alla giornata e noi diciamo basta a questa politica, incominciamo a creare progetti seri, programmi seri, ma soprattutto radicati a una cultura diciamo, che si rifà alla dottrina sociale della Chiesa. Per quanto riguarda le prossime elezioni comunali in provincia di Agrigento stiamo lavorando, il centrodestra nei mesi scorsi si è riunito e ha messo su un progetto, un'idea, un programma da portare avanti affinché si possano mettere su quelle tematiche che interessano i cittadini, che interessano le comunità, che possa ripartire un'economia vera nei nostri territori e le amministrazioni locali sono un ponte importante per fare ciò. Noi abbiamo lavorato sulla città di Agrigento soprattutto e abbiamo fatto un ragionamento perché è l'unico comune capoluogo più grande in cui si va a votare e ritengo su Agrigento abbiamo fatto un ragionamento, si è partito devo dire con Marco Zambuto, però abbiamo fatto delle valutazioni, dopo il coronavirus non ci ha consentito di andare avanti, abbiamo sospeso. Spero che nei prossimi giorni possa ripartire un ragionamento politico che veda il centrodestra vincere in queste città per mettere al centro veramente il cittadino. Finiamolo più con le frasi fatte, con gli slogan e incominciamo a lavorare con i progetti seri. Vorrei augurare a tutti veramente il ritorno speriamo alla normalità per tutti gli agrigentini a cui praticamente va questo messaggio. Per quanto riguarda, ripeto, la riapertura nel senso diciamo, politico vero e proprio, che sicuramente inizieremo a riparlarne dopo questa grande batosta che abbiamo avuto in maniera tremenda, inaudita, sicuramente incominceremo a riassettare tutto quello che si è fatto e si è parlato prima ancora appunto di questa pandemia. Noi chiaramente ci stiamo organizzando per quanto riguarda le amministrative che si terranno, speriamo, al più presto per la città di Agrigento, perché la città di Agrigento ha bisogno veramente una grande novità e la novità che speriamo arrivi da posizionamenti della politica centrale che darà sicuramente grande progettualità alla città stessa. Nuovo prestigioso incarico per il noto odontoiatra Salvatore Casà. È stato eletto membro della Consulta Nazionale dell'ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici. Le elezioni si sono svolte telematicamente e hanno visto accreditare allo stimato odontoiatra agrigentino oltre 1.100 preferenze. Ieri a San Leone, frazione balneare di Agrigento, dentro il porticciolo turistico, si è verificato uno strano fenomeno. Le acque sono state come aspirate verso il mare aperto. Ben presto il livello delle acque all'interno del porto si è abbassato di circa 1 metro rispetto al normale livello, rendendo visibili scogli che normalmente appaiono sommersi. È la prima volta che questo fenomeno si registra ad Agrigento e secondo l'associazione Mare Amico questa repentina, imprevedibile e sensibile variazione del livello del mare potrebbe essere Marrobbio. Adesso c'è la pubblicità, tra poco.
Oggi è l'ultimo giorno in cui il Comune di Agrigento distribuisce i buoni spesa. Vediamo. Assessore, allora parliamo di questi buoni spesa, a che punto siamo? Se ci fa una sintesi di ciò che è stata la vostra azione in seno all'attività attiva al Comune di Agrigento? Con piacere. Allora ci siamo trovati di fronte improvvisamente, così come tutta l'Italia, ad un problema grave, serio e nuovo, completamente nuovo. Quello che poi è stato un po' definito come nuova povertà, e cioè tutte le persone che non avevano problemi economici perché in qualche modo riuscivano a lavorare facendo dei piccoli lavoretti, facendo dei lavori anche normali, in stato di assunzione, eccetera. E improvvisamente per la chiusura obbligata di tutte le attività economiche si sono trovate, per le limitazioni alla circolazione che ci sono state, si sono trovate ovviamente a dover far fronte a una situazione senza avere un sostegno economico. È un fenomeno questo che non solo ci ha presi di sorpresa noi come Comune di Agrigento, ma ha preso di sorpresa tutta la nazione, al punto che ovviamente dal punto di vista economico sono intervenuti dei provvedimenti nazionali, dei provvedimenti regionali per poter fare fronte a questa che rischiava e rischia di diventare una bomba sociale. Per questo è stato emanato un primo decreto, una prima ordinanza della Protezione Civile che stanziava per il Comune di Agrigento 444.620 euro. Quasi contemporaneamente la Giunta regionale siciliana si è adoperata per fare un altro stanziamento che assegnava a tutti i comuni una certa somma e al Comune di Agrigento circa 1.170.000 euro. Ovviamente si poneva il problema della distribuzione di questi fondi e quelli nazionali relativi quindi all'ordinanza della Protezione Civile sono stati quelli che per primi sono arrivati e quelli che per primi sono stati messi in distribuzione e quindi ci siamo attivati subito per questo. Vorrei fare un po' di chiarezza anche su un altro fatto. Parallelamente, indipendentemente da questi fondi che sono dei fondi diciamo economici, ci siamo attivati assieme all'assessore Battaglia, ci siamo attivati per dare una primissima risposta al bisogno proprio di dover molte famiglie fare i conti con la difficoltà di mettere qualche cosa sulla tavola, in un periodo particolarissimo che era quello della Pasqua. Per cui ci siamo attivati e abbiamo fatto un'attività di raccolta di beni di prima necessità alimentari soprattutto, chiedendo la disponibilità a supermercati soprattutto, ma anche a privati, per poter avere la disponibilità di beni di prima necessità che ci siamo attivati, ci siamo poi mobilitati per poter distribuire. Questa è una cosa che è del tutto indipendente dai fondi che poi sono arrivati, per cui ci siamo attivati dapprima proprio in maniera artigianale direi, e poi piano piano coinvolgendo la Protezione Civile e coinvolgendo soprattutto i volontari, soprattutto quelli della Croce Rossa, della GECI, della SISE eccetera. E questa è stata un'attività che ci ha permesso di distribuire circa 1200 pacchi spesa in maniera molto regolare, molto trasparente. C'è tutta la documentazione relativa a questa distribuzione, di richieste e di distribuzione e noi siamo assolutamente contenti di come sia andata questa distribuzione, perché ci ha consentito di mettere delle toppe immediate a questa situazione nuova. Andiamo alla distribuzione dei buoni spesa. I buoni spesa, quelli della Protezione Civile, e cioè i 444.000 euro, sono stati distribuiti con un primo avviso in cui chiedevamo di sapere chi fosse in condizioni di estrema necessità, nel senso che nella prima distribuzione anche l'ordinanza della Protezione Civile diceva di dare la priorità a chi si è ritrovato senza nessun tipo di sostegno, quindi non avendo un reddito di cittadinanza, non avendo pensione, non avendo altre cose. E questo abbiamo fatto un primo avviso, questo primo avviso
ci ha consentito dico subito, i numeri, ci ha consentito di distribuire 157.000 euro, sono state presentate 827 domande, di queste ne sono state accettate 731 e ci hanno permesso appunto di distribuire 157.000 euro. Derrate alimentari per le famiglie bisognose distribuite nella città di Agrigento, Porto Empedocle e Favara in collaborazione con parrocchie e associazioni di volontariato. Margherita Tropiano. L'emergenza coronavirus come spunto per riflettere e trovare nuove occasioni per le attività di servizio svolte in favore dei disagiati e di coloro che versano in particolari condizioni di povertà. Su questa base il Lions Club Valle dei Templi di Agrigento, la cui presidente è Mariella Antinoro, ha portato a compimento un'azione fortemente solidale finalizzata alla raccolta e distribuzione di derrate alimentari consegnate dagli stessi soci a tante famiglie che mancano di mezzi di sostentamento. Il nostro desiderio di incidere nel territorio portando aiuto e supporto a chi ha bisogno, afferma la Presidente, ci ha indotto a porre attenzione a come sia mutata in questi mesi di emergenza la condizione della nostra società. Incertezza e smarrimento hanno in maniera imprevedibile e immediata colto tutti e determinato maggiori difficoltà e in taluni casi disperazione in tante famiglie che già annaspavano per la crisi economica. In quel tempo sospeso, continua, in cui tutto era fermo, noi abbiamo voluto proseguire nel nostro lavoro guardando all'escalation povertà con la consegna di beni di prima necessità, idea che è stata condivisa anche con il distretto 108 YB Sicilia. Siamo pronti a ripartire, conclude Mariella Antinoro, non appena concluso lo stato di emergenza, reinventandoci perché ci sarà tanto da fare e altrettanti saranno i mutamenti che il Covid-19 avrà determinato nel nostro modo di vivere, di essere e di percepire i nostri simili. Una marcia che ha rappresentato la rinascita di questo territorio, ha rappresentato ricchezza, un grosso attrattore turistico per San Vito Lo Capo e per la parte occidentale della Sicilia. Un momento facendo delle profonde riflessioni, immaginare qui una strada di collegamento con poi tutto quello che sarebbe sorto con l'abusivismo che purtroppo da noi era molto diffuso, dico, sarebbe stato rovinare, deturpare quella che è questa bellezza naturale che l'uomo sin dal Mesolitico ha vissuto e quindi ha scelto come luogo per la propria vita, per la propria esistenza. L'uomo che ha continuato a vivere in questa riserva dello Zingaro fino agli anni 50, nella parte alta, Baglio Cusenza. L'uomo che ha tratto fortune anche da questa riserva, da quest'area. Le grandi coltivazioni del frassino con la raccolta della manna e la palmanana che veniva utilizzato per l'intreccio dalle borse alle corde, alle cime, anche le reti delle tonnare e per fortuna che 40 anni fa ci sono stati quegli uomini, quelle donne, quelle associazioni di ambientalisti, quelle persone per bene che si sono attivati perché dopo un anno, il 6 maggio del 1981, nascesse la legge regionale, la 9881, istituisse la prima riserva naturale orientata di Sicilia. Un fiore all'occhiello perché l'azienda Foreste Demaniali ha gestito bene, con grande eccellenza, questa riserva, grazie all'amore che anche coloro i quali ci hanno lavorato e ci lavorano e ci dovranno continuare a lavorare, i nostri forestali. Lei mi deve sintetizzare in poche battute tutto il momento rievocativo di oggi, accolto per flash, per fotogrammi, i vari passaggi. Te risintetizzo dicendo che noi abbiamo capito che il futuro della nostra terra era qui e non era altrove. Vogliamo restare qui, vogliamo fare in modo che i nostri figli restino qui e vogliamo fare ancora di più per questa terra, perché tutela non significa vincoli, significa rispetto e sviluppo del nostro territorio dal punto di vista anche economico. Coronare un sogno dove tutti ci abbiamo creduto, il mare sottostante e riserva marina. Nei dovuti modi, sì, anche quello. 40 anni di crescita, di responsabilizzazione, di sana contaminazione verso i diffidenti, verso coloro i quali credevano che salvaguardare l'ambiente e il paesaggio fosse impresa inutile, se non dannosa. È stato un atto di grande coraggio di tutte le parti politiche e oggi
noi possiamo offrire all'ammirazione del visitatore, del turista, un angolo di paradiso. Dico questo in una terra dove la speculazione edilizia e la devastazione selvaggia di aree che erano incontaminate ha scritto bruttissime pagine, quando la politica si girava dall'altra parte e faceva finta di non vedere, perché erano più utili 1.000-5.000 voti di preferenza. Siamo contenti perché la nostra azienda regionale gestisce un'area, quella dello Zingaro, in maniera assolutamente razionale e impeccabile. Ricordiamo non soltanto un anniversario, ma ricordiamo una delle pagine più belle della storia siciliana del dopoguerra. Entro la fine del mese terremo un apposito incontro per parlare almeno di 3-4 realtà legate alle riserve delle aree marine. Ancora oggi nelle aree riservate e protette si riversano liquami, scarichi di fogne, non è il caso della realtà nella quale ci troviamo, serve quindi un'altra azione di grande responsabilità. Noi vogliamo raccogliere l'invito lanciato dalle associazioni degli ambientalisti, siamo convinti che seduti attorno a un tavolo potremo completare progetti che sono rimasti aperti e in sospeso. Calcio, settore dilettanti, i campionati potrebbero essere completati a settembre. Questo riaccende i progetti dell'Acragas. Carmelo Lentini. Con il campionato di eccellenza fermo alla sest'ultima giornata e con il futuro tutto da ridefinire, le società guardano al proprio futuro in attesa di nuove direttive da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Qualcosa in merito dovrebbe essere deciso venerdì 22 maggio in occasione di un summit, durante il quale si determineranno le decisioni per i dilettanti in base a quanto sarà deciso nel Consiglio federale. Da scartare l'ipotesi di una possibile ripresa dei tornei dilettantistici nei mesi di giugno e luglio, inizia a prendere piede l'idea di completare i campionati tra i prossimi mesi di settembre ed ottobre. C'è come la società dell'Acragas che, in attesa di capire l'evoluzione della ripresa, da qualche settimana ha iniziato a programmare il proprio futuro. In questi giorni sulla pagina ufficiale del club è apparsa una dichiarazione dell'ultimo arrivato, vale a dire la vicepresidente Sonia Giordano, che ha scritto testualmente: il progetto di rilancio dell'Acragas ha subito stimolato il mio interesse. Il presidente Giovanni Castronovo, che conosco per motivi professionali, mi ha parlato molto bene dell'ambiente e ha lanciato un'idea molto interessante. Il calcio è uno sport che veicola tanti contatti e rapporti. Negli ultimi anni ho visto tante speculazioni e questo non mi piace. Mi piace invece l'idea di potermi impegnare per fare qualcosa di buono per gli altri, senza ovviamente regalare soldi. Per questo motivo penso che si possa investire sui giovani e sto immaginando di realizzare un settore giovanile forte per dare spazio ai talenti che non hanno molte strutture a disposizione. Conto nelle prossime settimane di scendere ad Agrigento per un periodo più lungo, in modo da pianificare meglio tutto ciò che è necessario fare. Ho pensato anche di contattare colleghi siciliani con i quali lavoro e che presumo potrebbero essere molto interessati. Ho parlato molto con il direttore sportivo Ernesto Russello, lo reputo una persona molto preparata che conosce bene i meccanismi e l'ambiente. Mi ha spiegato molte cose, ho conosciuto la storia dell'Acragas e credo che sia arrivato il momento di alzare l'asticella e puntare passo dopo passo a tornare nel calcio che conta. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.